orizzonti e le prospettive di azione. Ciò detto, noi abbiamo approvato con l'ultimo Consiglio di amministrazione questa convenzione che andremo a stipulare oggi, che è un passo importante perché ci vede protagonisti da un lato ad offrire all'amministrazione comunale i cosiddetti intangible, come li chiamano gli americani, quindi le teste, il valore della nostra professionalità all'interno dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha bisogno di tecnici, di professionalità, e quindi credo che domanda e offerta in questo caso qui si incrocino perfettamente. È un accordo che per noi, lasciando stare il valore economico della convenzione, è un passo importante perché ci permette, primo, a dialogare in maniera più diretta con l'amministrazione locale, di aprirci alle amministrazioni locali, quindi credo che il passo di Villa Santina sia propedeutico nei confronti delle altre amministrazioni, se ci dovessero essere convenzioni o accordi quadro da poter fare, e dimostra anche il fatto che viene premiata la professionalità del nostro ufficio tecnico, e chiaramente, o verrà premiata la professionalità del nostro ufficio tecnico in prima battuta. Questo è un aspetto secondo me molto importante, considerato anche che negli anni come Atter basta considerare gli investimenti che abbiamo fatto. Nel 2010 abbiamo realizzato 6 alloggi, abbiamo un investimento programmato di 7 alloggi nei prossimi anni, e comunque abbiamo una consistenza patrimoniale che comunque non è poca, visto che comunque siamo partiti da uno storico di 74 alloggi in gestione. Oggi ne abbiamo un po' più della metà, e quindi credo che comunque vuol dire essere presenti sul territorio. Quindi io concludo, prima di passare alle firme, lascerei solo da un punto di vista tecnico, e anche visto considerato che è importante anche conoscere lo spazio di azione, prima di lasciare la parola al sindaco, dare spiegazione tecnica di cos'è effettivamente la convenzione di oggi, ossia cos'è questo RUP, solo per inquadrare, in modo tale dopo di chiudere con la firma ufficiale della convenzione. Beh, innanzitutto bisogna dire che siamo arrivati qua, c'è stato un po' di lavoro dietro, no? Perché naturalmente non è una cosa facile, perché bisogna mettersi d'accordo su tante cose, vedere quali sono le suddivisioni dei compiti, eccetera. Quindi essere arrivati qua sinceramente ha avuto, soprattutto grazie alla signora Candotti e del Fabbro, siamo riusciti a trovarci d'accordo, con un po' di difficoltà, però ce l'abbiamo fatta alla fine. Diciamo che tutto è nato perché appunto il comune di Villa Santina ha delle difficoltà, perché non riesce a gestire sostanzialmente l'opera pubblica nel suo complesso, perché c'è un po' di scarsità di risorse umane, diciamo, no? E quindi siamo resi disponibili appunto a fare questo incarico, a svolgere questo incarico, che sostanzialmente è l'incarico di responsabile unico del procedimento, che significa gestire l'opera pubblica dall'inizio, dalla sua fase iniziale alla fase conclusiva, e sostanzialmente con un'assunzione anche in termini di responsabilità amministrative e penali, ma sostanzialmente con quella di poter dare una sorta di scossa e poter in qualche maniera sviluppare e procedere con una certa celerità, insomma, visto che sono delle opere che sono un pochino indietro, mi pare di aver capito, no? Non sappiamo ancora, perché dovremo decidere a breve quali saranno quelle opere che noi andremo, però mi pare che a breve riusciremo anche a definire quali sono, insomma, no? Noi siamo contenti, siamo anche onorati di fare questa cosa qua, speriamo di farlo il meglio possibile. Fra l'altro c'è anche l'ingegnere Reinis che coadiuverà in questo compito qua, e mi auguro che le cose possano andare il meglio possibile. Quando ci saranno eventuali discordanze o qualche cosa, cerchiamo chiaramente di risolverle insieme. Questo è l'augurio che mi faccio, insomma. Perfetto, bellissimo. Io aggiungo che innanzitutto i ringraziamenti ai miei 2 assessori che hanno avuto l'idea così di interessare l'Ater e di trovare una soluzione al nostro problema. Il nostro problema, sì, come è stato detto, è quello di avere i soldi, avere i contributi e non avere il personale per riuscire
a mettere in pratica quello che è stato programmato nei tempi programmati. E al giorno d'oggi restituire dei soldi alla regione che giustamente, se non vengono fatti i lavori, li richiede indietro, non mi sembra giusto. Perciò bisognava trovare una soluzione. La soluzione momentanea e speriamo a lungo termine per riuscire ad adoperare i soldi della regione, ma anche a far muovere quello che in questo momento c'è bisogno anche nel nostro territorio, cioè far lavorare le imprese, possibilmente una nostra idea come amministrazione, imprese locali, per dare una scossa al mercato ci sembra più che giusto. Perciò un grazie ai miei assessori, un grazie a voi che siete riusciti assieme a loro a trovare il modo per fare questa convenzione, e come diceva il nostro amico, se ci saranno dei problemi siamo pronti a trovarci a un tavolo e a discuterli. Andiamo avanti e vediamo cosa nasce. Sono contento anche di essere, che noi siamo il primo comune che fa questa cosa, perché fatta assieme a voi può essere un qualcosa in più. In futuro può essere, secondo me, che sarebbe una cosa importante, ne parlavamo anche oggi, il programmare le opere pubbliche più a vasto raggio, cioè non solo nel comune di appartenenza come fosse un orticello, ma guardare il territorio con un po' di più vastità. Anche noi che siamo in associazione, sono 4 comuni, riuscire a decidere facciamo quest'opera ma che non valga solo per Villa ma valga per tutto il territorio sarebbe un'altra cosa importante, sarebbe usare i soldi pubblici in maniera più giusta. Perciò sono felice anch'io che riusciamo a firmare questa convenzione e andiamo avanti. Ringraziamo anche il segretario che ha seguito tutta la pratica e seguirà anche il futuro di questa convenzione. Metaforicamente a livello di calcio di mercato abbiamo fatto il primo acquisto. Esatto. Esatto. Firmiamo diciamo che sono stati visti e analizzati dalle rispettive, quindi siamo... Andiamo assieme o... Sì, si rimettete di là voi per le foto.